Buongiorno, oggi venerdì 6 giugno è una giornata speciale per i musulmani di tutta Udine, ma non solo, di tutto il mondo, perché è l'Eid al-Adha, la festa del sacrificio, e qui all'Ente Fiera, affittato per l'occasione dalle 4 comunità presenti a Udine, c'è una grande celebrazione con la preghiera rituale e il sermone dell'imam. Una grande festa con almeno 3.000 persone, di cui un quarto donne, bellissimi vestiti, clima gioioso, atmosfera di festa, per cui una giornata davvero speciale per i musulmani di questo territorio. L'Eid al-Adha, la festa del sacrificio, è una delle 2 solennità del calendario islamico, insieme all'Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan. Di questa festa non tutti conoscono a fondo la radice storica, che affonda nella narrazione comune al Corano come alla Bibbia, che vede come protagonista la figura di Ibrahim, ossia il biblico Abramo, che viene posto di fronte ad una delle prove più estreme della fede, il sacrificio del proprio figlio, che noi cristiani chiamiamo Ismaele e che nella tradizione islamica si chiama Ismail. Come si chiama? Shalwar Kamis. Anche lui uguale? È uguale tutto. Di Pakistan. Così come nella Bibbia, nel Corano l'obbedienza di Ibrahim viene premiata da Dio con la sostituzione della vittima umana con un ariete. Ed è proprio questa narrazione ad aver dato forma ad uno degli eventi religiosi che più profondamente hanno inciso sull'immaginario e sulle tradizioni delle società islamiche. Come da anni ormai, le 4 comunità islamiche udinesi, in occasione della festa del sacrificio, affittano uno spazio sufficientemente grande per accogliere tantissimi fedeli che accorrono per partecipare alla preghiera rituale ed ascoltare il sermone dell'imam. Dopo aver noleggiato per anni tipicamente strutture sportive, la scelta ultimamente è ricaduta sui padiglioni dell'Ente Fiera, decisamente più accoglienti e spaziosi. L'organizzazione ricade in capo a turno su uno dei 4 centri islamici udinesi e quest'anno, in occasione della festa del sacrificio 2025, tale incombenza era in capo al centro dei Pacifici di Udine di Via della Rosta. Per la collocazione dei fedeli vengono seguiti dei criteri molto rigidi. Nella parte anteriore gli uomini e nella parte posteriore le donne, mentre i bambini si possono ritrovare dall'una e dall'altra parte, rispettivamente con la madre o con il padre. L'appuntamento quest'anno era fissato per le 8:30, ora in cui sarebbe iniziata la preghiera rituale che, come sa chiunque abbia avuto occasione di testimoniare a questo rito, è davvero molto suggestiva per i movimenti e i gesti effettuati dai fedeli. Al termine della preghiera rituale scatta il sermone, la famosa Khutbah, che quest'anno, essendo il turno dei Pacifici di Udine, era in capo all'imam Fahim, che viene dal Bangladesh ed è arrivato a Udine l'anno scorso. Il sermone viene recitato rigorosamente in arabo, ma poi viene effettuata subito dopo la traduzione italiana. Che hanno la cittadinanza italiana di andare a votare per il referendum l'8 e il 9 giugno. E dopo l'appello del portavoce del centro Misericordia e Solidarietà per andare a votare per il referendum, comincia la preghiera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. La preghiera è terminata e Fahim si può accingere a recitare il suo sermone. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله. In realtà, un po' per disinteresse, un po' perché oggi è una giornata lavorativa, molti fedeli preferiscono lasciare la sala e tornarsene al loro posto di lavoro. سبحانه وتعالى في أوله وأثنائه وإذا كان لكل أمة أعياد تحتفي بها الذين لهم يومان يلعبون فيهما ويوم الفطر أخرجه أبو داود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصلة الأرحام من شعائر العيد عند المسلمين وأعمالهم. E adesso Buraio Zlatny può proseguire con la traduzione in italiano. Noi li chiamiamo di riconciliarsi, che poi sono le persone di riconciliarsi. E poi sapete, come ha detto Mosca adesso due persone che hanno litigato tra di loro non possono superare le 3 giorni di stacco. Venire incontro alle famiglie che hanno delle difficoltà economiche. Noi sappiamo che ci sono attorno a noi, però come si dice un po' dovete essere sensibili nei confronti di tutti i fratelli. La celebrazione è terminata e così c'è chi se ne ritorna nella propria abitazione, c'è chi va sul posto di lavoro, ma naturalmente la festa non finisce qui perché c'è da consumare il tradizionale pasto familiare con la carne comprata per l'occasione nelle macellerie halal che sono presenti soprattutto nel quartiere della stazione di Udine. Aspetta che ho trovato le scarpe.